Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Veneto Agricoltura che da questa settimana è guidata da un commissario straordinario che altri non è se non l'ex direttore, l'ingegner Alberto Negro, che abbiamo qui con noi oggi. Grazie. Buongiorno. Commissario, è un po' strano chiamarla commissario, di averla qui con noi. E la prima domanda che ovviamente le faccio è di farci un momentino il quadro, di capire il passaggio da direttore a commissario che è avvenuto proprio in questi giorni. Sì, è una volontà che nasce dall'alto, nasce dal Consiglio regionale. Il mio mandato come direttore era in scadenza il 21 di luglio, quindi qualche giorno fa, e il Consiglio regionale ha preso l'occasione di questa scadenza per dire: forse, vista anche le cose che sono accadute alla fine del 2018 con la tempesta Vaia, eccetera, probabilmente c'è bisogno di dare un po' una riorganizzazione a quelle che sono le attività dei servizi forestali, che oggi sono governate tra la Regione, Veneto Agricoltura, altri enti, altre società, e cercare di fare efficienza, nel cercare di contenere la spesa, ma soprattutto in caso di necessità come quelle accadute, essere ancora più tempestivi nel dare immediatamente le risposte. Quindi mettere in piedi in pratica una macchina in grado di affrontare al bisogno situazioni come quella che è capitata, la tempesta Vaia o altre situazioni, a favore del territorio a favore di quelle che sono le necessità che volta per volta possono presentarsi, certamente il territorio, i cittadini, i sindaci, la viabilità, la sicurezza e tutto quello che ne va dietro. Quindi, vista questa esperienza, il Consiglio regionale ha detto: dobbiamo mettere a posto queste cose. Chiedo alla Giunta che nell'arco dei prossimi 6-12 mesi mi presenti una proposta di legge con la quale intende riorganizzare tutto questo. La Giunta, quindi, preso atto di questa volontà del Consiglio regionale, alla scadenza ha fatto alcune cose. Ha fatto una delibera con la quale ha deciso alcuni passaggi. Il primo passaggio è: alla scadenza del mandato del direttore, cioè del 21 di luglio, a decorrere dal 22, vista questa fase di riordino e di riorganizzazione che è indispensabile, prima di dare la nomina ad un direttore nuovo, che può essere normalmente fra i 3 e i 5 anni, diamo intanto un commissario straordinario all'ente che, oltre a portare avanti quella che è la tradizionale attività di Veneto Agricoltura in tutti i suoi molteplici aspetti, possa anche collaborare con le istituzioni regionali, con i dirigenti regionali preposti, per valutare questa ricognizione e suggerire alla Giunta quella che potrebbe essere la riorganizzazione. Ecco, questo è quello che la Giunta ha deciso con una delibera di Giunta nelle settimane passate, e ha nominato Alberto Negro come commissario straordinario. Perché proprio Alberto Negro? Ma secondo me ci sono diverse ragioni per le quali ha voluto fare questo. L'ente si trova in questo momento in una fase nella quale ci sono molti aspetti delicati del suo passaggio con l'arrivo anche dei servizi idraulico-forestali, ma non solo, per delle cose, per degli avvenimenti che sono accaduti anche recentemente nel 2019, è in una situazione di transizione. Quindi, per poter garantire che ci possa essere una continuità nelle attività che devono essere fatte e negli accordi che devono essere successivamente presi a tutti i livelli per chiudere queste situazioni che sono pendenti, mi riferisco in particolare al rapporto con i dipendenti, il rapporto con gli operai agricoli piuttosto che quelli forestali, quindi ci sono diversi aspetti che non sono ancora definitivamente chiusi. La nomina allo stesso direttore, cioè a me, garantisce che ci sia una continuità in questa fase per poter permettere all'ente di andare avanti. Certo, una persona nuova che fosse arrivata interna alla regione o esterna si sarebbe trovato in una situazione che non conosceva, e questo avrebbe probabilmente rallentato moltissimo
quelle che invece sono le cose che urgentemente abbiamo bisogno di definire. Bene, ascolti commissario, prima di andare a vedere cosa andrà a fare adesso nei prossimi 2 anni, perché il suo mandato adesso è di 1 anno più un altro anno rinnovabile, e prima di andare a vedere cosa andrà a fare Veneto Agricoltura, riusciamo a fare brevemente una piccola esame, una breve esamina dei passaggi principali della sua direzione degli ultimi 3 anni, quindi? Beh, sono successe moltissime cose. Con la mia nomina si dà avvio all'agenzia, quindi la vecchia Veneto Agricoltura azienda che era in liquidazione quando io sono arrivato nel luglio del 2016, doveva essere chiusa per dare avvio alla nuova agenzia. Questo effettivamente è avvenuto il 1° gennaio del 2017 e questo sicuramente è stato un passaggio molto importante per dare una nuova organizzazione, una nuova impostazione all'agenzia, che nasce quindi il 1° gennaio del 2017. Un secondo passaggio sicuramente molto importante, soprattutto in termini di impatto sulla struttura, è stato il passaggio delle attività dei servizi idraulico-forestali dalla Regione verso Veneto Agricoltura. Dico, ha avuto un impatto molto importante perché teniamo presente che Veneto Agricoltura tradizionalmente in stagione con gli operai stagionali aveva una struttura complessiva di circa 300 persone, con l'arrivo dei servizi forestali è passata a 900 persone, questo dall'oggi al domani, quindi questo ha avuto sicuramente un impatto molto forte nell'organizzazione dell'agenzia. Poi c'è stata un'importante anche attività, c'è stato il piano di efficientamento, ma soprattutto anche un piano di dismissione, vero? Sì, perché è stata fatta una ricognizione da chi mi aveva preceduto di quelli che potevano essere le attività funzionali e non, anche in relazione alle direttive che ci sono state date dalla Giunta, e quindi questo piano delle dismissioni è poi partito effettivamente nel 2018 e oggi ci stiamo lavorando per dare in gestione quelle che sono le attività che noi direttamente riteniamo essere state mature, quindi non avevano più una logica di sperimentazione per essere portate avanti da Veneto Agricoltura. Nello specifico? Nello specifico, per esempio, il centro ittico di Valdastico, che è già stato assegnato, stiamo sviluppando anche il bando per quanto riguarda l'azienda agricola di Viliago, abbiamo lanciato recentemente il bando per l'affidamento dell'area del Bonello, quindi abbiamo deciso di chiudere l'attività entro fine anno, l'attività dell'analisi del latte di Tiene. Queste sono tutte attività che noi come pubblica amministrazione direttamente non aveva più senso che gestissimo. Meglio di noi sicuramente, anche per dare risposte al mercato, lo possono fare i privati, e quindi è giusto che ci sia questo passaggio. Poi ci si è dedicati anche al nuovo assetto organizzativo. Sì, con l'istituzione dell'agenzia nel 2017, in funzione delle direttive specifiche che la Giunta ci ha trasmesso, è stato definito un nuovo assetto organizzativo dell'agenzia per essere più vicini a quelle che possono essere le necessità che la Giunta ci ha delegato. Certo, poi c'è stata anche un'attività importante che è quella di presentare la nuova immagine e la collocazione dell'agenzia nei confronti della collettività. Sì, allora l'agenzia rispetto all'azienda ha delle chiare indicazioni su che cosa deve fare e come lo deve fare, e quindi noi ci siamo concentrati nel rispetto di queste direttive e della legge istitutiva su come l'agenzia poteva essere più a disposizione nell'ascoltare quelle che sono le necessità del primario, elaborare questo con il mondo della ricerca e attraverso i nostri centri e le nostre aziende sperimentare queste possibili soluzioni, oltre continuamente ad andare a cercare finanziamenti per progetti sicuramente di più ampio respiro, molto più
diciamo importanti da un punto di vista dell'impatto a livello europeo, con i diversi strumenti che sono a disposizione, per portare a casa partnership, per portare a casa risorse economiche, per portare a casa risorse umane che ci aiutino meglio a dare queste risposte. Su questo devo dire che l'agenzia si è comportata e ha avuto dei risultati veramente molto importanti. Ovviamente tutto questo per essere sempre più vicini al mondo agricolo. Per ascoltarlo, per dare delle risposte, per cercare di capire quali possono essere le necessità del futuro e soprattutto per sviluppare quello che normalmente e genericamente si intende per un'agricoltura più vicina ai tempi attuali e moderna. E a proposito di futuro, in proiezione cosa andrà a fare Veneto Agricoltura? Beh, intanto c'è un programma delle attività che è già stato approvato dalla Giunta e dal Consiglio, e quindi ci sono delle attività 2019, 20 e 21 che sono già state programmate e quindi quelle assolutamente devono andare avanti. Oggi stiamo lavorando sul triennio 20-22 e quindi subito dopo l'estate concorderemo questi dettagli con le diverse organizzazioni di settore e presenteremo alla Giunta il nostro nuovo programma delle attività. Certamente dobbiamo andare avanti a fare le cose che dobbiamo fare, sia sul primario che per quanto riguarda l'esecuzione delle attività forestali. Contemporaneamente il sottoscritto si metterà a disposizione di quella che è l'organizzazione regionale per fare questa ricognizione e questa ipotesi di nuova organizzazione per efficientare la macchina dei servizi forestali. Benissimo, grazie commissario per aver fatto questo quadro della situazione e buon lavoro. A chi ci ascolta diamo appuntamento alla prossima settimana e soprattutto di seguirci attraverso il nostro sito internet, attraverso le nostre newsletter, sui social media, e quindi per rimanere sempre a conoscenza e in contatto con Veneto Agricoltura e le attività che stiamo portando avanti. Un arrivederci a tutti.